La leggenda di Fetonte e delle Eliadi. Narra la leggenda che un giorno il giovane Fetonte, per dimostrare a tutti che Febo, il dio Apollo, era veramente suo padre, andò da lui e lo pregò di lasciargli guidare il carro del sole, con cui il dio attraversava il cielo per portare la luce sulla terra. Febo ben sapeva che solo lui poteva condurre i focosi cavalli del carro solare, ma vista l'insistenza del giovane figlio, a malincuore dovette accettare. Così, prima dell'alba, il giovane Fetonte salì sul carro di Elio, su cui già brillava il disco del sole, e spronò i possenti destrieri che subito si avviarono verso il cielo. Ben presto però i cavalli si accorsero che li guidava una giovane mano inesperta, e non il possente dio Febo Apollo, e si imbizzarrirono correndo infuriati per la volta celeste, senza più che Fetonte potesse riprenderne il controllo. Prima salirono troppo in alto, bruciando un tratto del cielo che divenne la Via Lattea. È così che gli antichi talvolta spiegano l'origine della nostra galassia. Quindi scesero troppo vicini alla Terra, devastando alcune terre dell'Africa che divennero deserti. Gli uomini allora, colpiti da quelle catastrofi ed in preda al terrore, invocarono l'aiuto di Zeus, il padre degli dei dell'Olimpo. Zeus fu così costretto ad intervenire e per salvare la terra da altre sciagure scagliò uno dei suoi fulmini contro il carro per porre fine alla corsa. Allora il giovane Fetonte, colpito a morte, precipitò dal cielo, cadendo sulla terra, alle foci del fiume Eridano, nome con cui anticamente veniva chiamato il fiume Po. Intanto le sorelle di Fetonte, chiamate Eliadi, cioè figlie di Elio, che dalla terra avevano assistito alla tragedia, si recarono sulle sponde del fiume Eridano per prestare soccorso allo sventurato fratello. Ma lì giunte si accorsero che il giovane era morto. Per questo, inorridite ed impietrite dallo spavento e dal dolore, iniziarono a piangere senza sosta per giorni e giorni. Perciò gli dei, vedendo che tanto dolore non si placava, mossi a compassione, decisero di porre rimedio a quel pianto. Le giovani Eliadi pian piano si trasformarono. I piedi affondarono nel terreno, divenendo radici. Il corpo si fece tronco, ricoprendosi di corteccia. Le braccia si allungarono in flessuosi rami e i capelli divennero verdi fronde. Le fanciulle erano state trasformate in alberi, che ora ombreggiavano le sponde dell'Eridano. E anche le loro lacrime non erano più fatte d'acqua salata, ma brillavano in gocce di resina densa, che, scivolando dal tronco dell'albero nelle acque del fiume, diventavano ambra.